Chiamerei Roberto Spano per Sardex, che ringrazio moltissimo. Mi ha fatto un accenno al problema del credito, al problema dell'accesso al credito, al problema del rapporto anche piuttosto malato col sistema del credito italiano che viviamo qua in Sardegna. Ebbene, Sardex in quest'ambito ha decisamente qualcosa da dire. Sì, buongiorno a tutti e inizio con l'augurarvi degli ottimi lavori congressuali. Rispetto a chi mi ha preceduto, purtroppo non riesco a parlare in sardo, quindi mi esprimerò con uno dei pochi idiomi che conosco. Quello che vorrei dirvi è questo. Ci sono senz'altro dei problemi politici molto importanti da affrontare, dei problemi culturali devastanti che stiamo trascurando per tantissimo tempo. Ci sono delle risorse e sulla questione dell'emigrazione mi trovo non d'accordo ma d'accordissimo, perché abbiamo finito di esportare braccia, stiamo esportando cervelli, che sono esattamente quelli di cui avremo bisogno qui per creare quei cambiamenti che tanto ci servono. Da parte nostra noi non possiamo certo immaginare di fare da soli o di generare da soli dei cambiamenti epocali. Le poche cose che sappiamo fare sono quelle di lavorare nel quotidiano, di immaginare una situazione nelle quali le imprese sarde, gli operatori sardi che tante difficoltà stanno incontrando, riescano a trovare qualche strumento, ma soprattutto dei momenti di collegamento. Qualcuno diceva le sinapsi rappresentate dagli operatori economici sardi sono completamente interrotte. Ecco, il nostro piccolo contributo è proprio in questo senso, cioè fare in modo che gli operatori economici, la parte importante, quella sulla quale ricostruire probabilmente anche delle idee di identità, ma soprattutto un'idea di cultura più alta, più importante, più adeguata ai tempi, siano pronti per sostenere questo lavoro. Ecco, questo è quello che noi in maniera molto umile, direi, facciamo tutti i giorni, è questo. E soprattutto la cosa che ci piace è quella di dimostrare che intelligenze sarde qui possono fare, da qui possono partire con delle idee ben strutturate che possono rappresentare anche un oggetto di studio da parte di altre economie magari molto più evolute, ma che guardano alcuni esperimenti che qui in Sardegna si stanno sviluppando come degli esperimenti particolarmente importanti, degli esperimenti che possono determinare anche delle altre ipotesi di lavoro che, ripeto, in mondi molto più evoluti non si sono colte. Quindi io penso che il messaggio di cui siamo portatori e che vogliamo condividere con la maggior parte delle persone possibili è che qui si può fare e che noi siamo in grado di farlo. Grazie. Grazie mille a Roberto Spano di Sardex.